Benvenuti in una nuova puntata di City Vision Input. Io sono Alessandro Di Stefano e oggi per una mezz'oretta andiamo ad aggiungere, diciamo, un capitolo in questa narrazione delle città intelligenti che si costruiscono oggi attraverso varie competenze. Il titolo della puntata di oggi di City Vision Input è Città sui social. Abbiamo voluto diciamo dedicare dello spazio a un ragionamento che secondo alcuni è molto importante per far conoscere le eccellenze che ci sono in Italia. Sappiamo quanto la promozione sia importante per far conoscere le eccellenze che ci sono. Diciamo, nel grande mondo del web ci sono delle figure, ci sono degli influencer che stanno lavorando in questo senso. Ospite appunto di oggi di City Vision Input è Andrea Lorenzon, alias Cartoni Morti, e a cui do il benvenuto. Ciao Andrea, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. E con noi in compagnia ci sarà anche Francesco Di Costanzo, che è presidente di PA Social. Benvenuto Francesco. Ciao, buongiorno a tutti. In questa mezz'oretta che passeremo insieme, diciamo, tradando un pochettino la pausa pranzo, ma diciamo facendo salire un pochettino anche di più l'appetito con un bel, diciamo, dibattito sui social, mi piacerebbe partire da te, Andrea, intanto raccontando quello che è Cartoni Morti, se riesci in un minuto, per chi non ti conosce. Sappiamo che sono comunque in pochi, perché sei comunque dietro uno dei canali di satira, di entertainment più importanti, diciamo, in Italia su YouTube. Però chi è Cartoni Morti? E poi ci spostiamo anche sul perché Cartoni Morti ha deciso di raccontare le città con lo stile di Cartoni Morti. Allora, Cartoni Morti, detto proprio in breve, è un canale YouTube, poi anche su Facebook e un po' su Instagram, in cui faccio delle animazioni che si distinguono dalle altre dal carattere prettamente italiano. Quindi inserisco personaggi italiani, situazioni italiane, proprio per distinguerlo da tantissimi cartoni animati sia su YouTube che chiaramente in televisione. Da qui anche il nome Cartoni Morti, che è un po' un ossimoro rispetto a cartoni animati, no? Non sono animati, sono morti, proprio per distinguere le due tipologie, i due stili molto diversi. Anche nel doppiaggio, nella voce uso tipo, mantengo le mie cadenze o metto diverse cadenze dialettali che di solito nel doppiaggio classico chiaramente non ci sono, tira di alcune eccezioni. E appunto è un canale che prettamente sta su YouTube e dal 2017 sforna numerosi cartoni animati. E adesso hai deciso di sfornare, e chiedo alla regia di soccorrermi con diciamo, uno dei primi video che mostreremo, perché oltre a sfornare Cartoni Morti, sforni anche quelli che sono i borghi più irreprensibili d'Italia, cioè un format di promozione anche, forse magari involontaria, per le città che attraversi, nel senso che attraversi e vai a toccare delle città che fanno un po' parte di quell'Italia fuori rotta, no? Non vai nelle grandi capitali, non vai a Roma, non vai a Milano, senza nulla togliere naturalmente a Padova, grandissima città, vai a Vittorio Veneto, vai in tante altre città per raccontare con il tuo stile. Ti chiedo, come mai hai scelto questo format? L'ho scelto prettamente perché volevo cambiare anche un po' stile di vita, perché con Cartoni Morti, per quanto io possa avere un enorme successo, rimango sempre io da solo a fare i cartoni animati, quindi sono io a casa da solo, mi metto lì a fare, e può essere un cartone che non vede nessuno, può essere un cartone che ha un mega successo, comunque la mia vita rimane quella. Io volevo cercare di trovare un lavoro parallelo, non che mi togliesse da Cartoni Morti, ma qualcosa che andasse in concomitanza, insomma, che mi desse anche nuova energia per fare ulteriori cartoni senza essere troppo costretto nel mio lavoro, e cercavo appunto qualcosa che mi portasse in giro, che mi facesse viaggiare, che è quello, insomma, che mi Sì, piace di anche. fatto poi è capitato anche durante uno dei periodi in cui forse il viaggiare, lo spostarsi Esatto. è mancato un po' di più. Chiedo appunto a uno di voi due, sento un po' di rumore di fondo, magari non so da che parte arrivi, comunque giusto per non disturbare troppo il pubblico da casa magari. E a questo punto Andrea ha citato il tema dei lavori, di un nuovo lavoro, e vorrei chiedere proprio a Francesco Di Costanzo, presidente di Via Social, visto che comunque quando abbiamo parlato di città sui social abbiamo pensato anche a chi poi deve far conoscere queste città. Dal vostro punto di vista, dal vostro osservatorio, in Italia le PA, pubbliche amministrazioni comuni,
quanto sono social, quanto lo stanno diventando? Sì, allora, ciao, grazie intanto per l'invito, ma lo stanno diventando molto. Sicuramente c'era già un bel percorso avviato prima della pandemia, la pandemia ha accelerato ulteriormente il percorso, quindi io credo che la PA ormai, insomma, si trovi facilmente sui social. Il tema oggi è come stiamo sui social, come usiamo al massimo le potenzialità di questi social, anche di quelli diciamo un po' più ostici per la PA. Faccio l'esempio di TikTok, per esempio, o di altri come Twitch o altre piattaforme che vanno molto, soprattutto tra i giovani, ma non solo, e secondo me la PA ha il dovere, come posso dire, di avere la curiosità di come usarle al meglio, quindi di farlo con qualità, perché oggi i cittadini si aspettano di trovare servizi, informazioni, comunicazione e soprattutto dialogo e interazione attraverso questi strumenti. Quindi direi che la PA c'è, possiamo fare di meglio, però ecco, oggi se un cittadino, e io per esempio lo faccio proprio da cittadino, vuole avere informazioni e un rapporto con la PA attraverso le piattaforme digitali, può farlo anche in modo positivo. E Francesco, ti chiedo poi tempo anche per le domande di voi che ci state seguendo. Naturalmente siamo in diretta su YouTube, su Facebook e su LinkedIn, quindi vi invitiamo naturalmente a fare tutte le domande del caso ai nostri ospiti. Ti chiedo di Francesco, prima di tornare ad Andrea, diciamo, c'è stata forse negli ultimi 2 anni anche un processo di accelerazione che ha spinto molti sindaci, molti assessori, per esempio, a utilizzare al meglio gli strumenti social per informare la cittadinanza, e questo è stato anche un po' un banco di prova. Che ne pensi? Sicuramente sì, lo dicevo prima, la pandemia ha accelerato direi i temi sui temi del digitale a 360 gradi e ovviamente anche su quelli della comunicazione e informazione digitale, sia a livello istituzionale, quindi per intendersi il canale del comune, sia sui canali dei sindaci, degli assessori e degli amministratori in generale. Questa accelerazione ha portato anche a degli errori, ovviamente, come capita in queste occasioni, cioè al sindaco, all'assessore che si sono sostituiti, diciamo così, al comune in toto nel dare informazioni. Ovviamente nel corso della pandemia, soprattutto nella prima fase, quella di lockdown e dei mesi successivi, bisogna dirsi la verità, nessuno era preparato in questo senso a un'emergenza di questo tipo e quindi anche sui social, diciamo così, c'è stato chi è stato più attivo, chi un po' meno e chi forse è andato un po' oltre, diciamo così, il proprio Certo, sì, è ruolo. una riflessione interessante, cioè fare in modo che il sindaco sia presente, l'assessore sia presente, ma non vada a sostituirsi poi non vada a utilizzare in maniera impropria i canali. Andrea, vorrei tornare appunto e chiedere alla regia di proseguire con il prossimo contenuto video, e se ci sono poi anche delle domande, ma intanto vorrei chiedere ad Andrea, rispetto al tuo lavoro con appunto i borghi più irreprensibili d'Italia, com'è che funziona la narrazione? Cioè, collabori con realtà del territorio, vieni contattato, vai di tuo sponte, come fai ricerca, come ti informi? Allora, al momento è un progetto relativamente nuovo, quindi diciamo che comincia, potrei dire, più o meno con il video di Padova, che è a febbraio, questo tipo di documentari più ricchi di contenuti anche di divulgazione, perché prima era ancora un po' in fase di esperimento, era molto più scarno e molto più di intrattenimento puro. Infatti la mia idea iniziale era proprio fare intrattenimento puro più che divulgazione, perché pensavo che la divulgazione venisse da sé una volta che tu mostri un po' tutta la città, il cibo, le usanze, eccetera. Anche se tu non stai a dire la storia di ogni singola cosa, comunque la gente le vede, si incuriosisce e poi si informa da sé. Mentre ora trovo più stimolante aggiungere un contenuto in più informativo, sempre mantenendo assolutamente uno stile di intrattenimento, motivo per cui appunto video come quelli di Portogruaro o di Vittorio Veneto, che hanno veramente tipo una manciata di persone, 10-20 mila persone, 20 mila abitanti, vengono visti volentieri anche da tantissimi altri che non conoscono quella città lì.
e non sto parlando appunto di Padova, sto parlando proprio di paesetti piccoli, perché il video deve essere puro intrattenimento. Quindi, essendo qualcosa di abbastanza nuovo, ho già ricevuto diverse richieste anche da parte di sindaci di piccoli paesi che chiaramente non vengono abbastanza valorizzati, oppure anche da assessori, da amici, però per ora mi sto muovendo in modo un po' più autonomo, sto cercando anche di trovare le città, in parte che interessano maggiormente me, in parte che mi chiedono tanto le persone, che dato che è un pubblico per ora molto veneto, mi chiedono spesso città venete, e infatti un po' la mia idea sarebbe quella di fare un po' le città principali del Veneto, in modo tale da fare una cartina, da completare una sorta di cartina, però comunque vengo anche chiamato in giro tipo la Toscana, guarda caso, i casi della vita, è la seconda regione che ho fatto maggiormente, perché mi chiama spesso, appunto. In quel caso non i sindaci, non la pubblica amministrazione, ma le fiere, tipo Lucca Comics, mi ha chiamato per Lucca, oppure agenzie turistiche nella Lunigiana, nella Grafagnana. Invece la pubblica amministrazione effettivamente è ancora un po' restia, però una volta che faccio il video, ad esempio quello di Padova, con quello di Padova ad esempio ho collaborato molto con il comune, anche se non sono stato chiamato direttamente da loro, però tramite dei contatti Certo. insomma, abbiamo comunicato, e poi appunto è stato condiviso dal sindaco, da Zaia, presidente della regione. Quindi comunque, anche se al momento sono ancora in fase iniziale, quindi chiaramente non mi chiamano ancora, c'è una sorta di collaborazione che si sta formando. Hai parlato, Andrea, hai utilizzato un termine, restia. Dal tuo punto di vista, Francesco, appunto, tu che sei appunto presidente di Pia Social, diciamo, riesci a comprendere questa difficoltà a volte nella PA nell'aprirsi ai nuovi linguaggi? E dal tuo punto di vista, che cos'è che frena una pubblica amministrazione magari dall'investire una parte delle risorse dedicate alla promozione del territorio su iniziative come possono essere queste, come possono essere molte altre, però si parla sempre, no, di content creator, di nuovi lavori che sono nuovi in realtà da 5-10 anni. Però cioè, condividi questa situazione non proprio apertissima a questi nuovi linguaggi? Sì, è vero, sicuramente, forse proprio è una questione culturale, secondo me, è un passaggio culturale che stiamo vivendo, quindi, come dire, sì, condivido, anche se sicuramente molti passi sono stati fatti e ci sono tante amministrazioni che scelgono linguaggi diversi, diciamo, dal tono istituzionale classico. Ormai da tempo vengono usati, insomma, funzionalità e opportunità dei social proprio per raccontare le PA in modo diverso. Sul tema delle professioni, con me sfondate una porta aperta, nel senso che noi da tempo stiamo facendo una battaglia anche legislativa perché le professioni del digitale, anche applicate alla comunicazione, siano all'interno, diciamo così, del nostro ordinamento, e quindi in Italia si apra davvero la PA a queste esperienze, perché poi è vero che ci possono Parliamo di social essere... media manager, diciamo. Il social Sì, media manager il più famoso è sicuramente il social media manager, però insomma ci sono tante realtà, insomma, applicate dal design alla grafica, al videomaking, ma anche ad esempio quello che stiamo facendo ora, no? La gestione di una diretta digitale, l'interazione nel corso di una diretta digitale, sono cose che la PA ha iniziato a fare, ripeto, grazie anche purtroppo ad una pandemia. Però dobbiamo farlo sempre meglio e capire che oggi probabilmente è la via principale di dialogo col cittadino, senza nulla togliere alle modalità più tradizionali. Sì, che naturalmente devono coesistere. Mi dicono dalla regia che ci sono delle domande dal pubblico, appunto chiedo di condividerle. Ecco. E da questo punto di vista abbiamo citato appunto poco fa il tema dei content creator, no? Si dice sempre dobbiamo tutti diventare content creator, ci chiedono dal pubblico, dovremmo davvero tutti ragionare con quest'ottica quando siamo sui social, che siamo diciamo privati cittadini o all'interno di una pubblica amministrazione? È una domanda che penso possa essere rivolta ad entrambi. Partirei appunto da te, Francesco.
Ma non credo che dobbiamo diventare tutti content creator, sicuramente c'è un tema importante di competenze, quindi di saper affrontare bene questi strumenti e saperne sfruttare le potenzialità. Io credo, non voglio ripetermi sempre, però che la pandemia anche sul fronte cittadini abbia alzato il livello di competenza o comunque obbligato, tra virgolette, il cittadino a doversi confrontare con certi strumenti. Quindi io credo, ed è tra l'altro un dato che abbiamo nell'ultima indagine del nostro osservatorio, 9 cittadini su 10 chiedono un grande piano di cultura digitale. Questo significa che non dobbiamo diventare tutti content creator o influencer social, ma capire quali sono le potenzialità delle piattaforme, usarle al meglio e sfruttarle poi per i nostri obiettivi, che siano lavorativi, di rapporto con la PA, di servizi e via dicendo. Grazie e chiedo anche a te Andrea, come ci chiedevano poco fa dal pubblico, dovremmo tutti aspirare quantomeno ad avere delle competenze da content creator quando operiamo online? Lo chiedo a te, comunque sei un content creator o youtuber o influencer, non so qual è la definizione che meglio ti veste. Ma inteso, nell'ambito della divulgazione? Cioè se Io per penso io divulgare. penso inteso nell'ambito generale. Quando operiamo sui social, visto che comunque tu i linguaggi dei social li conosci, ecco, in ambito generale, quando vogliamo raccontare un qualcosa, dovremmo approcciarci al mondo dei social in quella maniera? Pensi che sia una ehm cultura magari, non so, magari provo a interpretare, pensi che ci sia magari una cultura un po' carente in generale dal punto di vista digitale dei social? Sicuramente manca ancora una cultura, appunto, social, nel senso che quando noi ci interfacciamo nei social facciamo ancora fatica, parlo in generale chiaramente, a capire che stiamo parlando come in una piazza. Quindi ci sembra che in realtà ci sentano solo i nostri amici, a volte provochiamo un po' perché ci piace avere un po' più di interazione, però non riusciamo a capire effettivamente anche le conseguenze che possono portare a questa interazione allargata e quindi, dovremmo avere più conoscenza, più, capacità di comprendere come funzionano i social network. Da qui a essere content creator possiamo anche qui generalizzare dicendo che tutti siamo alla fine content creator quando scriviamo un post su Instagram, altra cosa invece è farlo come lavoro, nel senso che diventi un produttore di contenuti al pari di una persona che fa dei documentari, ad esempio, in televisione, o che fa delle fiction, dei film in televisione, cambia il mezzo, cambiano probabilmente anche il pubblico, la generazione di persone che la guardano, però alla fine il lavoro è più o meno lo stesso, quindi c'è anche da fare Certo. questa distinzione, insomma, tra chi deve fare dei contenuti per mestiere e chi invece semplicemente è un fruitore e lo usa per comunicare. Abbiamo prima di proseguire con gli ultimi 10 minuti della nostra diretta di City Vision Input, naturalmente vi invito a commentare. Però Andrea, quali sono le città che ti piacerebbe raccontare? Ecco, qui appunto anticipa un po' una domanda a cui saremmo arrivati. Adesso ne hai raccontate alcune, ne anticipate, Padova, Lucca, ma hai diciamo un'agenda? Quali sono quelle che ti piacerebbe raccontare? Allora, con il nuovo stile, chiamiamolo così, perché come dicevo prima ero molto più d'impatto, andavo lì senza conoscere la città, filmavo quello che mi attraeva e poi ci costruivo dopo il video e la narrazione. Adesso invece studio prima la città in modo tale da sapere già cosa andare a filmare e in più integro se vedo delle cose che mi interessano, magari anche cose che non c'entrano molto con la narrazione totale, ma che metto come fegatelli, come cose in più. Quindi questo tipo secondo di modo di lavorare, insomma, per fare questi documentari è molto più complicato, complesso da fare e quindi ho voluto cominciare con le città che ho più vicine, quindi Padova, quindi la città del Veneto, Vittorio Veneto, città che conosco meglio e chiaramente il mio obiettivo è quello di espandermi sempre di più, andare sempre più lontano man mano che vedo che i documentari funzionano. Mi interessa anche approfondire le città del Veneto proprio perché conoscendole un po', cioè conoscendole già prima, mi interessa sapere effettivamente che cos'è che nascondono le città che trovo proprio vicino a me, quelle che insomma sono abituato a vedere. E man mano appunto che passa il tempo farò altre città, non ho in mente città particolari che mi piacerebbe
visitare, perché più o meno sono tutte. Come indicazione di massima, quello che mi interessa è approfondire le città, chiaramente non i capoluoghi, quelli grossi, tipo appunto Venezia, Milano, Firenze, che sono città molto grandi e che bene o male noi tutti conosciamo. Mi interessano quelle città, chiamiamoli capoluoghi di provincia, ecco, che tutti noi conosciamo di nome, però difficilmente, se magari anche sono lontane, sappiamo che cosa c'è di caratteristico all'interno. Quindi mi interessa fare dei video che siano intrattenimento puro, quindi che la gente veda a prescindere, e nello stesso tempo dire che cos'è che c'è in queste città che tutti noi sappiamo, conosciamo almeno di nome. Certo, certo. Beh, di fatto appunto è un aspetto che potrebbe sicuramente anche aiutare le città, le amministrazioni ad avere, naturalmente più visibilità, magari anche in diretta. Per Francesco, il modo di comunicare alle città di Andrea secondo te è efficace? Ecco, anche questa è una domanda che può aprire, diciamo, un sacco di discussioni. Ma sicuramente sì, e appunto son contento che la Toscana sia una delle regioni che lo chiama, spero lo facciano anche altri e, ehm, se posso gli do uno spunto in più, unendolo diciamo con l'attività che facciamo noi, cioè di raccontare appunto anche questa parte, di attività digitale che fanno le città al servizio dei cittadini, se può integrarsi con il suo modo di raccontare, perché credo che oggi ci sia una grande richiesta e quindi potrebbe essere uno spunto in più, anche breve, però raccontare, che ne so, che Ancona parla one to one coi cittadini su WhatsApp, Trieste fa uno straordinario lavoro sui social e insomma potrei continuare con un elenco lungo, insomma ne abbiamo veramente in tutta Italia e secondo me anche questo può essere una cosa che si unisce ovviamente al suo stile, e dà un qualcosina in più insomma ovviamente. Andrea, vuoi rispondere rispetto a questo spunto che è arrivato da Di Costanzo? Decidi di integrare insomma con le nuove tecnologie che hanno. Cioè, Trieste usa WhatsApp per comunicare anche? C'hanno dei No, gruppi. Ancona usa WhatsApp, è una delle migliori esperienze europee, cioè la novità, diciamo così, il plus per il cittadino è che va one to one come facciamo noi su WhatsApp, quindi non è solo un canale, diciamo broadcast, quindi io ti mando la notizia e tu la ricevi, ma diciamo la città è in chat con i cittadini, con la stessa modalità con cui lo facciamo con gli amici, la famiglia e via dicendo. Quindi secondo me, ovviamente non tutte le città, ma in alcuni contesti, secondo me ci sono degli spunti carini che sono da una parte notizia carina e dall'altra anche notizia utile per il cittadino. Da questo punto di vista, Andrea, visto che tu conosci molto, diciamo, i social o comunque usa WhatsApp, certo. Bene. Ci scrive appunto Alessandra Faedda, e quindi insomma la nostra regia, poi voi non potete vedere, ma la nostra regia esulta perché la regia abita appunto in quell'angolo del Veneto. Comunque, ma a parte le battute, volevo chiederti, Andrea, visto che tu conosci molto i social, conosci diciamo alcune piattaforme, YouTube, Instagram, sopra di tutte, quanto è difficile, per esempio per te, o se è facile invece interfacciarti con i nuovi social, come possono essere l'ultimo appunto, anche se sarebbe sbagliato definirlo social, a TikTok, cioè quando ci si approccia a un social bisogna avere che approccio hai tu, come lo studi, come scegli se starci o meno? Ogni social funziona in un modo suo particolare. TikTok funziona in un modo simile ai Reels appunto di Instagram o recentemente di Shorts di YouTube. Certo. È un tipo di comunicazione molto veloce, molto rapida e necessita di un tipo di comunicazione, di un tipo di prodotto, diciamo, particolare che io ho provato almeno inizialmente a fare, ad esempio gli short, i reels delle varie città. Man mano che facevo dei documentari creavo anche il mini video dedicato breve di 1 minuto in cui facevo vedere tante cose piccole per appunto coprire anche quel tipo di esigenza rapida. Recentemente mi sono reso conto, sono anch'io su TikTok, ricarico un po' di varie battute che faccio nei documentari, perché alla fine ogni
cerco di creare una battuta più o meno per ogni informazione, in modo tale che l'utente rimanga incollato e non diventa pesante il racconto, la divulgazione della città. Quindi si prestano molto anche ad essere tagliati e ricaricati su Sì, TikTok. ognuno ha il suo, naturalmente il suo linguaggio, sì. Scusami, ti ho interrotto se stavi concludendo. No, ho provato appunto a creare questi mini shorts i reel, per provare a inserirmi anche in quel contesto lì su Instagram, più che altro. Però mi sto accorgendo che la divulgazione di quel tipo nel Reels è molto complessa, funziona, ma non è ciò che va meglio, insomma, non si presta tanto alla condivisione, se non per chi chiaramente abita già in quei posti, quindi ha piacere di vederli in un'altra ottica. Però il mio obiettivo più che altro è quello di far vedere la città anche fuori a chi non conosce la città stessa. E quindi adesso sono un po' più restio a fare anche questi mini shorts, preferisco su TikTok condividere appunto le singole battute ritagliate piuttosto che fare un video intero dedicato, perché vedo che è troppo sembra ridicolo, ma è troppo pesante da seguire, nonostante sia solo un minuto, nonostante siano un insieme di battute, perché è Certo. veramente un tipo di comunicazione tanto complesso e che ha delle esigenze particolari, e funzionano video di altro tipo, ecco. Da LinkedIn, visto che abbiamo ancora un paio di minuti, se riesci a rispondere in pochissimo, Andrea, che poi vorrei anche salutare Francesco Di Costanzo. Una domanda per Andrea: potrebbe al contrario essere una sfida interessante raccontare città più conosciute e con una rappresentazione già standardizzata, ad esempio Venezia? Quindi tu dicevi poco fa, non racconto Firenze, non racconto Milano, Roma, perché già sono stranote, straconosciute. Invece magari il prossimo passaggio potrebbe essere quello di, dopo il Veneto, l'Italia o qualcosa di più anche. Allora, più precisamente, io do priorità adesso alle città, quelle chiamiamole meno conosciute, i capoluoghi di provincia, però non escludo assolutamente di toccare le città più grosse. Magari io spererei in caso di farlo in contesti più grossi, diciamo, che so, fare una serie per Netflix o Amazon Prime. Posso riservarmi città così impegnative, perché sono molto impegnative, perché c'è una marea di cose da dire, magari trovo delle persone con cui collaborare, fare delle Non cose un po' sappiamo se più ci hai già dato una corpose. notizia. Non sappiamo se ci Esatto, hai dato magari una fai notizia. una puntata di un'oretta dove dedicata, che so, a Venezia, perché Venezia, cioè, pensare adesso di farlo da solo mi spaventa parecchio come impresa, perché veramente sto vedendo già che nelle città, che so, anche come Vittorio Veneto un po' meno, però ecco Padova c'era una mole infinita di informazioni da studiare, rielaborare in modo attraente, da fare, e io sono da solo, quindi è complesso, è un lavoro molto complesso. Fare Venezia, fare Milano, fare Firenze è veramente un lavoro enorme, quindi se dovessi farlo, cosa che mi piacerebbe fare, lo farei magari con dei collaboratori e in larga scala. Ecco. Certo, certo. Siamo davvero in chiusura. Faccio un'ultima domanda a Francesco Di Costanzo. Rispetto appunto al tema dei nuovi social, per esempio, tu prima hai citato il caso di Ancona che usa WhatsApp, ma un altro social che va molto sull'aspetto della messaggistica dei contenuti quotidiani come Telegram, quanto è utilizzato secondo il vostro osservatorio in Italia? Ma guarda, è utilizzato molto, le chat di messaggistica in generale sono cresciute molto nell'utilizzo da parte della PA, esistono tantissimi canali pubblici, che poi è il sistema migliore con Telegram per dare appunto informazioni ai cittadini, anche perché non ha limiti di numeri. Telegram tra l'altro è una chat con funzionalità molto interessanti, sempre aggiornata molto bene anche da questo punto di vista. Quindi ci sono tante esperienze, ci sono tanti ministeri, tanti comuni, tante regioni che lo utilizzano, aziende sanitarie, quindi è molto utilizzata anche questa come chat, ovviamente a numeri più bassi rispetto a WhatsApp come utilizzo, però è cresciuta tanto, soprattutto anche in questo caso in pandemia. Perfetto, tanta esperienza, abbiamo potuto raccontarne alcune soltanto in questa mezz'oretta insieme con City Vision Input e Città sui Social. Da parte mia, da Alessandro Di Stefano, appunto tutto, ringrazio i miei ospiti Andrea Lorenzon, alias Cartoni Morti, e Francesco Di Costanzo, presidente di PIA Social, per essere stati qui con noi.
Seguite naturalmente City Vision sui social, seguite tutte le attività. City Vision, lo ricordo, è una piattaforma di notizie, una piattaforma di eventi che racconta le città intelligenti oggi, e lo fa attraverso un network di esperti, PA, sindaci, assessori che si incontrano per costruire appunto oggi e scambiarsi idee, scambiarsi best practice. Ancora un saluto a tutti e buona prosecuzione. Grazie ancora. Grazie. Grazie a tutti.